Tutto pronto per i festeggiamenti di San Calogero, la festa più amata dagli agrigentini. Fra circa una settimana, l'1 luglio, la prima uscita del Santo Nero tra le strade della città e il suo centro storico. Ad Agrigento si respira già atmosfera di festa, devozione ed attesa. Fermento per i preparativi. Ogni agrigentino ha un voto, una promessa, un impegno, un suo legame al Santo Nero. Tra i più affezionati, i portatori e le famiglie, la loro è una tradizione antica da tramandare di generazione in generazione. Quest'anno si registrerà una novità. La statua non andrà in processione sul camion, ma verrà trainata da un carrello guidato manualmente da una persona, ma non sarà un mezzo a motore. Il carrello verrà trainato dai portatori e dai fedeli. Un cambiamento nato dalla volontà di sostituire il mezzo a motore, l'inquinamento, la benzina, ma soprattutto avvicinare il santo alla gente. Un'altra novità, che in realtà è però un ritorno ad una tradizione antica, è quella delle fiaccole. Ci saranno quest'anno ad accogliere San Calogero lungo il tragitto almeno 1000 candeline che lo condurranno fino al santuario. Ma prima di entrare nel vivo della festa ad Agrigento, giovedì prossimo 28 giugno, il cultore di tradizioni popolari e devoto san calogerino Lello Casesa ha organizzato un appuntamento alla biblioteca comunale La Rocca sul tema San Calogero e la sua Girgenti. Sarà un dibattito animato da foto e video del videomaker Calogero Montana Lampo. Sarà allestita una mostra fotografica a cura di Gabriele Bruccoleri e Giuseppe Cacocciola con il supporto della confraternita di San Calogero. Ed infine, per onorare la tradizione, la distribuzione di pane votivo. Si tratta di un appuntamento che intende diffondere l'opera di San Calogero e la sua antica storia tra interventi di studiosi e giornalisti, momenti musicali offerti dai piccoli devoti del Val d'Akragas e la presenza dell'Associazione dei Portatori di San Calogero.